Elena era una collega molto generosa, tutti la ricorderemo appunto per questa sua predisposizione per l'altro. Lei amava aiutare l'altro, è stata sempre una collega che ha messo l'altra persona di fronte a tutti ed era prevalente per questo. Nella nostra, diciamo così, amministrazione lei è stata figlia d'arte, ha seguito le orme del papà poliziotto e ha voluto portare avanti appunto questa sua genetica della polizia, soprattutto nell'essere vicino al prossimo, vicino a chi ha bisogno di aiuto. E questa è anche la scelta sua di volontariato, è stata sempre un obiettivo principale quello di essere utile alla collettività, a dare il proprio tempo per chi ne aveva bisogno, per chi era senza speranza magari, che per chi aveva ancora delle difficoltà. Quindi è stata veramente una persona molto generosa e di questa generosità senz'altro ne beneficeremo tutti, tanti e oltre, perché lei sempre e comunque sarà vicino a noi.